Salvami, o Dio, l'acqua mi giunge alla gola. Non mi sommergano i flutti delle acque, o Signore, e il vortice non mi travolga, l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. L'acqua che travolge, che come una furia cancella la vita, è l'acqua come strumento di morte a cui, spiega il vescovo di Vittorio Veneto, tanti salmi fanno riferimento. È quella l'acqua che scivola negli occhi colmi di dolore dei parenti di Fabrizio, Giannino, Maurizio e Luciano. Loro riposano già nelle bare davanti a cui parla Monsignor Corrado Pizziolo e a loro il prelato fa dono di un'altra acqua, quella che è fonte di vita. Quell'acqua che anni fa battezzò questi 4 uomini unendoli per sempre a Dio. L'acqua benedetta con cui aspergeremo il corpo dei nostri fratelli ricorda appunto l'acqua del battesimo, acqua di vita. Alle famiglie distrutte da un dolore composto oggi in queste esequie di comunità, il vescovo lascia una preghiera. Proprio questa invocazione è espressione di carità verso di loro e di fiducia e speranza nei confronti della nostra vita. Anche il patriarca di Venezia ha mandato un messaggio. Pensiero va immediatamente alle vittime e ai loro familiari, la vicinanza si fa preghiera. Il Signore lenisca il dolore di tutti. I ringraziamenti a tante persone che hanno aiutato, soccorso, curato, sostenuto, vengono invece da Don Giuseppe, il parroco di Pieve, che si rivolge alle proloco che tanto fanno, dice, per il bene comune. Non si sentono scoraggiati per quello che è accaduto, sono sostenuti sicuramente dal nostro affetto e dalla nostra preghiera. Con una speranza nel cuore che presto si faccia chiarezza su questa immane sciagura. Nutriamo viva speranza che siano ricercate seriamente le cause di tali catastrofi e ci auguriamo che siano trovati e messi in atto dovuti rimedi.